Eccoci di nuovo in studio. Vediamo di chiudere, se possibile, il discorso UTI, Martinez. Paviotti ha accennato alcune questioni, ma che sono sulle pagine dei giornali, ne abbiamo già discusso in qualche maniera. Cioè, è una legge che ha bisogno forse di troppi aggiustamenti, quindi è una legge che evidentemente è nata con qualche difettuccio. No, una cosa è dire che abbiamo fatto degli errori nel percorso, e questo sono d'accordo. Che ci siano dei difettucci lo dobbiamo ancora verificare sul campo, abbiamo appena iniziato. È chiaro che una novità così grossa mette in difficoltà anche i sindaci, questo è comprensibile. Io ripeto, noi abbiamo perso un anno perché qualcuno non voleva neanche che iniziasse questa avventura. C'è gente che sperava che noi questa riforma non la facessimo. E infatti in passato non si è riuscita a fare perché è estremamente complessa. Allora adesso che si mettono i ferri in acqua e vengono i veri problemi, dobbiamo dimostrare di poterli e di saperli risolvere, ma non è che lo facciamo solamente come Consiglio regionale, come Giunta regionale. C'è bisogno di ragionare insieme agli enti locali e ai comuni. Vogliamo razionalizzare i servizi, farli costare di meno, possibilmente in passato pagare tutti meno tasse, però ormai questa cosa è in piedi e ricordo che chiunque governerà il prossimo giro, questa cosa la dovrà mandare avanti, le province non ci sono più e abbiamo scelto aggregati politico-amministrativi diversi che sono fatti dai sindaci. Io fondamentalmente dei sindaci mi fido, per cui chi governerà la regione la prossima volta continuerà questo percorso. Chiediamolo a Renzo Tondo, visto però che ha pronosticato... non sono sicuro che vinca il centrodestra. No, visto che ha pronosticato la vittoria del centrodestra, Tondo dice che hanno già vinto. Dovesse vincere, io ho detto semplicemente che negli ultimi 20 anni sono cambiate sempre. No, prima hai detto che la prossima volta... E che è prevedibile, non ho detto, ecco che è prevedibile. Che la prossima volta vinca qualcuno diverso. La formula è che è prevedibile. Perché non mi pare che la Serracchiani goda di grandi applausi in giro per il territorio regionale. No, io sono d'accordo su questo. Se dovessimo governare noi... ma le unioni montane... infatti, se non ricordo se male. dovessimo governare noi, non faremmo ciò che hanno fatto loro di abolire la riforma sanitaria, lavoreremmo su quelle che ci sono, cercando di migliorarle. Il fatto stesso che ieri, non 6 mesi fa, l'assessore Panontin, il presidente di commissione Martinez lo sa, sia venuto in commissione a presentare un altro pacco di emendamenti, mi pare 18, sulle UTI, dopo aver portato già non è sulle UTI, 7-8 riforme nuove, 7-8 elementi di riforma nuova, la dice lunga, no? Cioè, e sul personale e su richiesta dei comuni. La velocità, perché ci sono delle cose che non funzionano. Bene, ma di bene però. La velocità con cui avete voluto fare questa legge, perché Deborah Serracchiani potesse andare a Roma, attaccarsi lo spillo qui e dire ho fatto la riforma, la prima in Italia, la più brava di tutte, la velocità la state pagando adesso, ma la pagano anche i cittadini e la pagano anche i sindaci, questo è il dato. Avremmo potuto sedersi attorno a un tavolo, non l'avete mai fatto, perché avete voluto imporre fin dall'inizio una logica non di democrazia, di confronto, ma una logica imperativa, che è tipica di Deborah Serracchiani. Ha tutto il diritto di farlo, ma anche tutto il dovere di sopportarne le conseguenze. Sentiamo Paviotti. A Paviotti cito Martinez e gli chiedo se il rischio è proprio questo. Dice Martinez, non vorrei che diventi una guerra per bande, queste sulle UTI. Sì, no, secondo me sulle UTI alcuni sindaci... Non è letterale, ma insomma... Alcuni sindaci sono resti al cambiamento. E il conservatorismo, cioè la difficoltà anche a affrontare il cambiamento, esiste dappertutto e c'è. E poi ce ne sono altri che invece hanno capito... Mi faccia un esempio delle bande, quali sono le bande che potrebbero emergere in questo... Poi ci sono altri che hanno capito che su questo argomento potevano fare... lo sapesse anche lui. Una battaglia politica per avversare il governo regionale. Ma detto questo, c'è una contraddizione in quello che si dice, perché da un lato si dice che è una riforma calata dall'alto, senza ascoltare nessuno, e dall'altro si dice l'avete cambiata 15-20 volte, assecondando quelle che erano richieste che venivano. Allora io la dico così, la riforma è stata fatta ascoltando tutti, perché io, Martinez, Panontin soprattutto, ha parlato con tutti i sindaci prima, con l'ANCI, eccetera. È arrivata una riforma che ha una sua cornice e degli obiettivi che sono programmazione di area vasta omogenea e gestione di servizi associati, questo è sempre rimasto. Dopodiché nel tempo abbiamo ascoltato tutti i sindaci e verificato tutte quelle cose che sono non di sostanza ma organizzative, tecniche, eccetera,
che i sindaci ci chiedevano e che andavano anche valutati. Siamo stati disponibili a fare tutti quei cambiamenti necessari a non irrigidire, perché è vero, questa è una riforma complicata che richiede una serie anche di difficoltà. Certo. E noi dobbiamo avere il coraggio. Io finisco dicendo che se devo cambiarla altre 15 volte, non sul principio della legge, ma sugli aspetti che rendano più facile. Guardi, poi c'è il problema delle posizioni organizzative, dei segretari comunali, delle mobilità. Sono tutta una serie di questioni che non hanno attinenza con l'aspetto della legge, ma sull'applicazione pratica, e quelli, se dobbiamo cambiarli perché c'è qualcosa da aggiustare, abbiamo il dovere di farlo e non mi vergogno. Benissimo. Sì, adesso vi spiazzo perché non propongo, anzi, le bande quali sono, Martinez? No, ma è per dire che l'importante è che non ci tre siano moschettieri fazioni che si contrappongono non tanto sul merito, ma perché vogliono prendere posizioni di carattere meramente politico, questo voglio dire, e purtroppo l'ho visto e un magari po' fare. puntare a una candidatura regionale. E magari puntare a una candidatura. Vedi che ogni tanto ci Scusa, anche intendiamo. che cosa fosse, dov'è la novità? Io ho un ricordo nitido rispetto della campagna elettorale contro di me. Rispetto all'applicazione di una riforma. Io ricordo nitido della campagna elettorale contro di me, quando c'erano i manifesti di Deborah Serracchiani del tuo PD, con tondo 20.000 posti di lavoro. Sto parlando dell'applicazione di una riforma, Renzo. Ma no, sto parlando in generale della lotta politica. Generale, lotta politica. Sopportate la lotta politica perché No, io sto parlando dell'atteggiamento istituzionale che dovrebbero ottenere sindaci e rappresentanti delle istituzioni come noi. Di questo sto Benissimo. parlando. Li caricano in campagna elettorale. Volevo dire che con la Bianchi vi spiazzo assolutamente, faccio un contropiede, poi sentiamo di nuovo quelli della provincia dove c'è anche un 8 all'amministrazione regionale, quindi alza la media assolutamente. La Bianchi, per dire che il linguaggio del Movimento 5 Stelle va oltre, fa una battaglia contro le poste puntuali. Cosa sono le poste puntuali, Bianchi? Le poste puntuali sono quelle stanziamenti a bilancio che hanno nome e cognome. Direttamente a nome di associazione o nome di comune, o insomma che hanno un indirizzo preciso e che non stanno all'interno di un quadro generale di obiettivo. Quindi c'è una legge per gli impianti sportivi, però c'è il contributo per il campo di calcio di Talmassons, non dico a caso. Sarà contento Martinez. Queste sono le poste puntuali. C'è l'associazione che si occupa di trasporto disabili, dovrebbe esserci una legge quadro che gestisce le contribuzioni al terzo settore che si occupa di servizi, e ci sono le poste con il nome dell'associazione che si occupa di questo. Allora, spesso viene detto che ci sono delle situazioni in cui non è possibile fare diversamente, e credo che ci siano, si tratta di questioni di emergenza o di urgenza, insomma, e sono comprensibili, però sembra invece, c'è questa abitudine di concentrarsi un po' più sullo storico, su come ci si è abituati, ed evitare di fare appunto delle leggi generali che permettano l'accesso ai contributi per meriti. E magari fare dei bandi. Sì, dei bandi, insomma una distribuzione in modo che non rimanga tutto sempre così fisso, e che se non è veramente così, però lascia intendere che insomma ci sia sempre qualche canale preferenziale. Era una digressione per rompere questa sì, monocultura da poi, UTI. Prego. Cosa penso sulle UTI lo devo dire anche io. L'avevo chiesto in prima battuta, comunque prego. No, va bene, va bene. Il problema... Cioè il primo giro era sulle UTI? Sì. No, il punto è che, come ho detto prima, se i principi possono essere anche condivisibili, e quindi tutti siamo d'accordo sull'aggregazione di comuni, sul fatto che bisogna superare le province, eccetera, poi nell'applicazione ci si ritrova una legge molto rigida. E io comprendo i sindaci che hanno deciso di un po' spezzare il rigore istituzionale e combattere per riuscire a farsi ascoltare. Infatti sono riusciti ad ottenere un ammorbidimento della situazione e la possibilità di rendere fattibili queste unioni.
Va bene. Allora, un'altra piccola tranche di morituri, per dire, in provincia. No, di insulti assolutamente, nessuno ha insultato nessuno. E poi torniamo qua e cominciamo a parlare anche un attimo di sanità. Prego. Ci dà un voto a questi 4 anni di regione? Beh, allora, al netto delle critiche che stanno arrivando a questa giunta, a questa amministrazione regionale, non si può mai dare il massimo perché tutto è perfettibile, ma è evidente che le riforme messe in atto stanno come sempre, quando si cambia qualcosa il sistema può andare in crisi. Devo dire che potevamo forse fare qualcosa in più rispetto a un ascolto di quello che era il territorio, però questo era il nostro programma elettorale, per cui così dovevamo procedere. Forse è mancato qualcosa nelle modalità di applicazione, per cui abbiamo un anno davanti ed è ancora perfettibile. Ecco. Benissimo, qualcosa di meglio, di più buono, di più ben fatto. Ma abbiamo, al netto della riforma sanitaria e delle UTI, poi della riforma dell'autonomia locale, che è quello che tiene banco, anche perché non si è mai visto un ricorso così sistematico alla magistratura quando sta passando, come dire, il concetto che le riforme vengono decise nei tribunali, mentre una volta la legge veniva applicata e chi veniva dopo al limite la metteva in discussione. C'è stata la legge sui consorzi, rilancio impresa, la riforma quella sulle case portata avanti dall'amministrazione Santoro, sì, non solo delle ATER ma anche l'abitare possibile. Devo dire che anche sul sociale si sta lavorando molto, per cui voglio dire di questo non si parla mai, ma la Regione, che poi erano tutte riforme che in campagna elettorale, nel nostro programma elettorale c'era, come la soppressione delle province. Senta, una domanda pertinente, perché non si parla mai di questo? Perché non so se è un problema anche della classe giornalistica, nel senso che è più facile parlare alla pancia della gente o dei sindaci che sono sul campo e quindi la protesta, no? Il malessere passa più che non quello invece che fa star bene o delle cose ben fatte. È vero, prendo atto che se ne parla poco o quasi niente di questo. Per concludere il voto? Ma un 8 devo darlo. Un voto? 3 di stima, perché la Serracchiani, che è anche una signora abbastanza carina, non merita un 3 di stima. Il bene e il male di questi 4 anni? Il bene non l'ho visto, spero di vederlo in questi ultimi mesi. Ad esempio devono vedere di fare la legge elettorale, non so come la faranno. Mi auspico che facciano una legge elettorale che colui il quale, come anche adesso, colui il quale vince le elezioni dal giorno dopo, non come al Parlamento che chi vince non si sa mai chi vince, cioè chi vince governa. Bene, proprio non ce la facciamo. Spero di vederlo in futuro. Ti ho dato troppo poco tempo. E finora non me ne sono accorto. Va bene, Marzio Giau. Va bene, parliamo un attimo di sanità allora, no? Una delle riforme che è stata fatta è quella della sanità. Cito, è una cosa di gennaio, i rilevamenti su base scientifica attestano che la qualità della sanità del Friuli Venezia Giulia è eccellente ed è in progresso rispetto al 2013, nel 58% degli indicatori. Questo è un premio insieme a uno sprone a confermare nell'anno venturo il trend del 2016. Questo è quanto ha dichiarato in apertura d'anno l'assessore Telesca. Quindi da questo punto di vista dovremmo esserci. Invece pare che alla Tisana ci sia un comitato Nascere alla Tisana piuttosto combattivo, a Gemona sono sempre sugli scudi, a Tolmezzo vivono nel limbo, non sanno bene cosa accadrà, se accadrà, quando accadrà. Insomma, c'è qualche fermento, credo che Pustetto su Cividale continui a fare le sue battaglie. Martinez, cosa dice di questa riforma della sanità? Beh, allora, intanto devo dire che non sono ferrato sull'argomento tanto quanto sull'Unione dei Comuni, che seguo direttamente.
Certamente c'era un tema di fondo che era quello della razionalizzazione della spesa anche nella sanità e quindi comunque bisognava intervenire. Noi abbiamo una sanità senza debito e questo rispetto al resto d'Italia è un vanto e non dipende ovviamente solamente dalla nostra amministrazione. E quindi se l'organizzazione ci permette per fortuna di poter intervenire, d'altra parte questo è il tema più sensibile in assoluto per i cittadini, quindi è evidente che qualsiasi passaggio è sempre delicato e va affrontato con molta attenzione. Stiamo cercando di mettere in piedi un meccanismo che dalla razionalizzazione deve anche passare per far sì che la sanità arrivi al territorio in maniera diversa dal passato. Anche questa è una di quelle cose sulle quali dobbiamo spingere in questo ultimo anno, far comprendere cosa sta succedendo e anche fare concretamente le cose che ancora effettivamente non siamo riusciti a fare. Sentiamo allora Renzo Tondo, che mi pare sia invece abbastanza ferrato sull'argomento. Ma per esempio questi centri di assistenza primaria pare che siano qualcosa che funziona, come le ambulanze di Vallata, noi che siamo delle terre alte. Mi verrà consentito un passaggio, un 30 secondi solo sul fatto della legge rilancia imprese, che ho sentito parecchi... No, ne parliamo dopo dell'economia, sì. Ok, allora sulla sanità la mia posizione è più morbida rispetto a quelle delle UTI, nel senso che credo che per quanto riguarda l'attuazione della riforma bisogna aspettare ancora un attimo. Non sono convinto dei dati che sono stati citati. La mia percezione di cittadino, ma anche di esponente politico, è di una continua lamentazione che vedo aumentata rispetto agli anni scorsi. Probabilmente aumentata non tanto per la riforma, difatti io non ho mai attaccato pesantemente la riforma, ma è aumentata secondo me perché la riduzione della spesa e alcune scelte sbagliate, tra cui quelle del CAP, di cui parlerò fra un attimo, hanno appesantito il sistema dal punto di vista ideologico. Credo che sia stata prevalente la posizione ideologica di una certa sinistra di Rotelli, che tende sostanzialmente a fare del territorio il centro nevralgico delle regolazioni dei servizi sanitari. Abbiamo fatto un grande parlare di CAP. Per i cittadini CAP sono centri di assistenza primaria, sì. Che tradotto in termini banali dovrebbe significare l'aggregazione dei medici di famiglia per evitare un eccessivo ricorso ai pronti soccorso e all'ospedalizzazione. Non mi pare che sia successo questo, mi pare che comunque i CAP non decollano. Io ne ho visitati 2 a Corbons e in un altro comune. C'è la tabella ma non c'è assolutamente niente di concreto. A Trieste il CAP non esiste, l'accesso al pronto soccorso è quello di prima e ancora di più. In più abbiamo fatto con questa riforma una costruzione istituzionale che qualcuno lo diceva prima stenta a decollare perché Varmo sta con Forno di sopra e quindi queste cose insomma non le capiscono, ma soprattutto abbiamo affidato, e questo è l'errore fondamentale, la gestione a persone che vengono da fuori. In un momento in cui era necessario, polemica, a cui a mio avviso era necessario... Le seconde scelte del Veneto e noi mandiamo via le prime. La percezione, cioè quando tu metti insieme la Tisana... No, sono dichiarazioni di Tondo. La Tisana con Palmanova, assieme a Gorizia e a Monfalcone, che non sono 2 basse diverse e sono contemporaneamente la destra e la sinistra di Isonzo, e chiami uno che non ha conoscenza di questo territorio, secondo me fai un errore. Quando metti insieme la Carnia, Forniavolti e Sauris, li metti assieme a Varmo e chiami uno che viene da fuori, evidentemente non ha la sensibilità di comprendere i temi del territorio come dovrebbe. E questa è la mancanza di governance, accompagnata da alcune scelte ideologiche, e l'unica giustificazione che do è quella sì, questa sì, perché vale per tutti, della necessità comunque di ragionare in termini anche di spesa, perché poi comunque, alla fine... Visto che banalizziamo, voto finora? No, sulla sanità 5,5, potrebbe arrivare al 6. Alla sufficienza in un caso solo, che si ammetta sostanzialmente che alcuni errori sono stati fatti e che si prenda una governance di persone che non siano rispondenti a diktat politici come è accaduto a Udine tra l'ospedale e il Policlinico e l'università, ma che siano liberi di agire. L'ha detto lei. No, l'ho detto io perché l'ho letto su internet che l'ha detto lei. L'ho detto io. Quindi non è un problema. Paviotti, non è stato colto quel passaggio che dicevo io, Gemona
che è perennemente in trincea, la Tisana che è perennemente Tolmezzo, l'ha detto Renzo. Sì. Arrivo su tutto anche perché tocca anche l'area da cui vengo, no? La Tisana, certo. eccetera. Allora, primo, la filosofia della riforma è semplice. Viviamo in un posto in cui per il cittadino la sanità era l'ospedale. Questa idea che la sanità è l'ospedale è un'idea sbagliata, perché in realtà tu in ospedale devi stare meno che puoi e se possiamo anche evitare di andarci. Noi dobbiamo investire di più sulla prevenzione, cioè cercare di far sì che tu non debba andare in ospedale, e sulla riabilitazione, che vuol dire che tu stai in ospedale, quello che serve, ma poi a casa hai i servizi territoriali. Vengo da un'area che ha fatto una battaglia con i direttori generali dell'ospedale perché dirottino un po' di risorse dall'ospedale al territorio. L'infermiere di comunità, che nella Bassa Friulana si fa da quasi 15 anni, venga un giorno a vedere e veda qual è il risultato. Straordinario, perché vuol dire che l'anziano che è stato ricoverato in ospedale torna a casa dove sta meglio, però ha i servizi e la famiglia è aiutata per stare lì. Questa è la filosofia. L'altra faccia della medaglia è dice, scusi, dice li mandano a casa appena operati. No, ma aspetti, l'idea di fondo corretta è che tu stai in ospedale quello che è necessario e poi a casa hai i servizi e le assicuro che le esperienze fatte sono positive. Questa riforma non possiamo dargli un risultato adesso perché, come anche quella degli enti locali, mostrerà i suoi effetti nel tempo. I CAP comunque sono la medicina territoriale, l'assistenza territoriale, sono stati aperti 13 e sono la risposta che noi dobbiamo fare per fronteggiare un accesso illimitato e sbagliato al pronto soccorso quando tu hai una cosa che potresti benissimo curare lì. Dobbiamo chiedere, abbiamo chiesto ai medici di medicina generale di essere un po', di mettersi assieme anche loro, di dare un servizio alla loro utenza migliore e di farsi carico di quegli interventi di base piccoli che non serve andare, perché se tutti andiamo al pronto soccorso ovviamente non funziona. Quindi i CAP sono fondamentali. La prevenzione è fondamentale perché salva le vite ed evita anche tante... E la riabilitazione, il momento dopo, questa è la cosa. Su questo, ed è questa la riforma, stiamo lavorando. Vorrei aggiungere, il piano dell'emergenza non è una banalità, perché lei l'ha detto prima, ci sono le ambulanze nelle valli del Natisone che sono importanti. Certo. Il numero unico, il fatto di fare un'emergenza con un numero unico, che è una cosa che si sta mettendo in piedi, è fondamentale, perché tu quando poi hai una gestione unitaria, no, ti arriva l'emergenza, hai 2 ambulanze Udine che sono già impegnate e usi quella di Palmanova, è fondamentale. Finisco dicendo, la Tisana per esempio, guardi, mi sono speso per cercare di trovare una soluzione tra Palmanova e la Tisana, per cercare di evitare che succeda la guerra infinita, ma sapevamo che un punto nascita andava chiuso. Le faccio solo un esempio, prendiamo le pediatrie nella mia azienda, 4 pediatrie che occupano nelle 24 ore 25 persone per pediatria, 100 persone, per sapete quanti ricoverati al giorno? 7. Allora, è ragionevole pensare che da 4 pediatrie passo a 3 o a 2 quando ho 7 ricoverati e 100 persone? È ovvio che devo farlo questo. I nati che abbiamo 11 punti nascita in questa regione di 1.200.000 abitanti, sono tanti o non sono tanti? Quando tu chiudi un punto nascita, hai la guerra, è chiaro, e ai miei amici sindaci ho detto, mi dispiace, capisco la vostra difficoltà. Se noi avessimo fatto una scelta diversa, come dice qualcuno, chiudi Palmanova, sarebbero venuti altri. Comunque non ci salvavamo. No, a Palmanova c'è un omonimo. No, ma lasci stare, questa è una cosa... Non ci salvavamo da una cosa. Io speravo che Palmanova e la Tisana, con i 2 sindaci, si parlassero e trovassero una soluzione condivisa dal basso. E non chiedere... perché poi quando decide la regione, quando decide la regione dice Palmanova 800 parti, la Tisana 400, e purtroppo fa una scelta così, ma il problema è che chiunque debba fare quelle scelte paga un prezzo enorme, ma sono scelte necessarie. Bianchi, io non so se è datata la cosa che ho letto, che utilizzando la piattaforma Rousseau, il Movimento 5 Stelle cercava di dar vita a una legge di iniziativa popolare rispetto alla sanità, o sbaglio? Sì, no, non sbaglia affatto, lo abbiamo fatto, e giusto stamattina ero in ufficio e stanno lavorando
alla trasposizione in tecnica di quanto è emerso dalla discussione che c'è stata sulla piattaforma Rousseau. E quindi, insomma, tempo di lavorare. In cosa si differenzia da quelle cose che ha sentito adesso il prodotto di Rousseau? Devo essere sincera e siccome non è materia di mia stretta competenza non sono entrata nei particolari. Quello che posso essere abbastanza sicura è che noi concordiamo con il fatto che si debba puntare di più ai servizi sul territorio, cioè io capisco che bisogna anche fare i conti con i numeri, però dobbiamo anche pensare che non è che se lo Stato, la Regione non ha risorse, le risorse ce le deve mettere il cittadino, perché se noi vogliamo tanto razionalizzare, questo significa che è il cittadino che deve iniziare a fare le corse in giro per la Regione per poter essere curato, e noi troviamo che questa cosa non sia assolutamente tollerabile. Perché va bene, sarà anche uno spreco avere 4 pediatrie, però se io ho un bambino e vivo a Latisana e questo bambino ha dei problemi e viene magari ricoverato, non posso mica farmi 50 km al giorno per andare a vedere come sta questo bambino. Noi dobbiamo ragionare anche su questo, non possiamo solo fare dei ragionamenti freddi su numeri, statistiche e risorse. Lo Stato, la Regione, deve prendersi cura dei propri cittadini e deve anche dare quei servizi che sono necessari, senza pretendere che le persone iniziano a correre in giro con macchine, tra l'altro con le macchine, perché i mezzi pubblici non sono così disponibili e così frequenti per spostarsi da centri che non siano il centro città e siano in periferia. Tondo, dov'è la debolezza di questa riflessione? A me pare che la debolezza sia nelle risorse, ma comunque... Quale dici, scusa? Il fatto che la gente non può spostarsi per... Messa così mi sembra un po' banale, perché sarà vero che quello di Latisano non può dare a Palmanova e viceversa, ma quello di Sauris comunque va tolto mezzo, quindi se ragioniamo così dovremmo in teoria avere parità di accesso per i cittadini, che è francamente impossibile, quindi su questo dobbiamo essere più precisi, avere più, secondo me, un'etica della responsabilità che ci fa scegliere alcune cose. Ha ragione Paviotti quando dice che va in qualche modo razionalizzato. Mi viene da dire che Palmanova è a pochi chilometri da Monfalcone, a pochi chilometri da Udine, forse era meglio chiudere Palmanova che Latisana. È anche vero che ci sono più parti, ma è anche vero che c'è un'amministrazione di un certo tipo, quindi il sospetto è assolutamente legittimo che si sia voluto favorire un'amministrazione dello stesso colore politico. Ma al di là di questo c'è un tema generale che attiene la gestione di questi passaggi. La gestione di questi passaggi non lo fai senza il consenso della classe medica. Ecco, io credo che, ad esempio, senza entrare nel merito di Latisana e di Palmanova, di Gebone, di Tolmezzo, di Monfalcone e di Gorizia, io credo che comunque una specializzazione degli ospedali vada fatta. Non tutti possono fare tutto, questo è ovvio, non possono esserci tutte chirurgie, tutte radiologie, tutti i laboratori, tutti punti nascita, tutte pediatrie, eccetera, però a questo punto non puoi farlo dall'alto. Sulla sanità si riesce a ottenere il consenso, secondo me più facilmente che dal basso, perché bisogna ottenerlo, che sulle UTI, scusa, ma bisogna ottenerlo con i professionisti prima. Devi ottenere il consenso dei professionisti o comunque un ragionamento con loro, perché il politico da chi va a chiedere informazioni? Dal primario, no? Se io voglio sapere se a Tolmezzo funziona bene, vado a bere un caffè con il dottor Di Piazza e mi dice come stanno le cose e mi informa di quelle cose che io tecnicamente non so. Io credo che un errore fondamentale sulla sanità, sulla riforma della sanità, sia stata quella di non coinvolgere fino in fondo la classe medica, che è stata secondo me tenuta al di fuori, e di privilegiare nel caso di Udine l'università all'ospedaliero. Ho capito. Paviotti, brevissimo, che Sì, abbiamo la pubblicità, altrimenti andiamo a casa a mezzanotte. Raccontavo prima che sulla Tisana e Palmanova con l'assessore Telesca abbiamo sentito tutti i primari e abbiamo detto, per evitare una guerra, aiutateci anche a fare in modo l'integrazione di questi due ospedali che fanno, come dice giustamente Renzo Tondo, non possono fare le stesse cose in un territorio piccolo, uno fa una cosa, uno fa l'altra. Devo dire che poi anche lì è difficile perché ognuno difende un po' il suo orticello, ognuno ha una posizione da difendere
E devo dire che questa è la difficoltà per cui poi alla fine al politico viene chiesto di fare, e il politico deve, perché è uno dei lavori che deve fare, assumersi la responsabilità delle scelte, voglio dire, non sempre questa giunta sei non l'ha aiutato. fatto ancora però, Sì, voglio infatti dire, io lo dico sempre, ormai sì. Non c'è nessuna decisione sulla Tisana e infatti Palmanova. questo è, secondo me, una cosa ormai... Ho capito male, mi state dicendo che comandano i medici? No. O i primari, via. Ho detto che abbiamo ascoltato, confutavo. Avete ascoltato e l'effetto è ma stato... voglio dire, non siamo riusciti con loro a costruire una soluzione che fosse condivisa, perché ognuno... Era come un po' chiedere, oggettivamente i sindaci sono in difficoltà. Ho capito no? male. Andiamo in pubblicità.